8 associazioni di protezione ambientale esprimono forte preoccupazione per il grave impatto che rischia di essere provocato dalle opere previste per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026. Preoccupazione si legge in un documento firmato dal Club Alpino Italiano, Pro Natura, Italia Nostra, Lega Ambiente, l'IPU, Mountain Wilderness Italia, Touring Club Italiano e WWF, aggravata dall'assenza di informazione da parte dei ministeri competenti, infrastrutture e mobilità e transazione ecologica, ma anche da procedure che tendono nei fatti a eliminare la valutazione ambientale strategica per recuperare il grave ritardo sulla tabella di marcia delle opere. Olimpiadi e Paralimpiadi sono una straordinaria occasione di fratellanza e pace tra i popoli e di crescita della consapevolezza dei valori ambientali, ma nelle intenzioni delle associazioni firmatarie potrebbero dimostrare di essere anche all'avanguardia nell'applicazione degli standard e delle procedure ambientali in coerenza con l'impegno assunto con il contratto di assegnazione dei giochi. Finora però le associazioni non hanno avuto nemmeno accesso ai progetti né tantomeno rassicurazioni dalla Fondazione Milano Cortina 2026 sull'impegno a insistere con i ministeri competenti per procedere alle valutazioni ambientali previste dalla legge. Dubbi anche sulla nomina da parte del Presidente del Consiglio lo scorso 23 febbraio di Valerio Sant'Andrea come commissario straordinario per 8 importanti interventi, tra cui il prolungamento ovest della tangenziale di Sondrio e le varianti della statale Alemagna a Cortina e Longarone. Secondo le associazioni, la nomina confermerebbe il tentativo di ridurre il ritardo sulla tabella di marcia dei lavori a scapito però degli impatti ambientali delle opere sui territori. Una denuncia pubblica che ha già provocato la reazione della Regione Veneto. Lunedì scorso, rileva una nota dei dirigenti e tecnici regionali, durante un incontro tra le associazioni e i tecnici della Regione era già stato dato conto loro dello stato di attuazione delle opere principali, dicono, tra cui la riqualificazione della pista da bob, il villaggio olimpico, la variante di Longarone, la variante di Cortina, la ristrutturazione del trampolino per la Medal Plus. Quanto ai ritardi, la nomina commissariale, spiegano, servirà senza dubbio a velocizzare le pratiche, ma la Regione, spiegano ancora, ha inteso nel frattempo rimediare assumendosi il coordinamento, il monitoraggio e in alcuni casi la funzione di soggetto attuatore. Questo, precisano, senza evitare alcun passaggio normativo, soprattutto in ambito ambientale e paesaggistico. Sulla trasparenza della procedura, infine, sarebbero già allo studio nuovi metodi di informazione che saranno utili anche per i cittadini.